La dolcezza del cioccolato a sostegno della ricerca scientifica grazie all'impegno della AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. I malati possono sperare in cure migliori e più efficaci. Decisiva per la raccolta fondi la campagna pasquale con le uova vendute nelle piazze. Il Veneto nel corso del 2023 le varie sezioni, le 7 sezioni del Veneto hanno sostenuto ben 26 progetti di ricerca. Progetti di ricerca che hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita e trovare nuovi farmaci con i quali curare i pazienti affetti da queste patologie. Ma la ricerca è solo uno degli ambiti. Ciò che caratterizza AIL è anche l'assistenza. In Veneto 5 sezioni hanno attivato per malati e famiglie le case AIL. Sono stati ospitati 88 pazienti e 111 familiari nel corso del 2023 globalmente, per circa 6.000 giorni di ospitalità, sono veramente tanti. Altre 5 sezioni, ancora 5 sezioni, finanziano il supporto psicologico per pazienti, familiari, operatori sanitari, e sono stati seguiti oltre 2.300 pazienti. Decisiva poi l'assistenza domiciliare, con esami, visite, trasfusioni per sopperire alle lacune del sistema sanitario, sia per i pazienti adulti sia per i bambini.